Per una nuova PAC un credito accessibile. E questo è il tema del convegno della CIA del Veneto organizzato a Marghera presso la Sala Oro di Unindustria Venezia, un appuntamento per evidenziare la necessità di una nuova politica creditizia in grado di garantire l'accesso agli interventi previsti dal PSR al maggior numero possibile di imprese agricole. CIA Veneto ha proposto un patto fra imprese, sistema bancario e politica in grado di assicurare liquidità alle aziende agricole. Intanto la riunione è stata molto interessante e quello che è emerso è la grande disponibilità di tutti gli operatori affinché la progettualità delle singole aziende venga accompagnata, anche se ci sono necessari alcuni interventi per snellire il tutto. Il tavolo credo che diventa fondamentale. Sicuramente se lo sarà prima di Natale, sicuramente dopo, ma comunque prima dei bandi del nuovo PSR. Il nuovo programma di sviluppo rurale metterà a disposizione delle imprese del Veneto oltre 400 milioni di euro per i prossimi 7 anni per i giovani agricoltori e per l'ammodernamento delle imprese agricole. Sento che ci sia una volontà un po' sia da parte della Regione, da parte delle associazioni, ma anche da parte del credito, di poter fare una strategia comune per dare una mano a quegli imprenditori che in qualche modo non riescono ad avere le risorse del piano sviluppo rurale e quindi magari affrontare i temi da varie sfaccettature, dal microcredito alla possibilità che non ci siano fondi doppioni rispetto ai fondi, le opportunità in qualche modo che possono essere messe a disposizione di tutti. L'economia ha bisogno di credito e le aziende agricole fanno parte del sistema economico. Tra gli strumenti finanziari a disposizione degli agricoltori c'è anche Veneto Sviluppo. Veneto Sviluppo è la finanziaria della Regione del Veneto che ha la missione di sostenere le piccole e medie imprese che insistono su questo territorio. Nello specifico, nel settore dell'agricoltura, ci sono due iniziative. La prima che è finalizzata ad abbattere gli oneri finanziari, che tradotto significa fare pagare meno il costo del denaro alle imprese nel settore dell'agricoltura. La seconda invece è fornire garanzie attraverso un processo di filiera che coinvolge gli istituti di credito e i consorzi fidi di garanzia, fornire le garanzie a quegli imprenditori che forse non sono così facilmente finanziabili in maniera ordinaria dal sistema del credito. Ha concluso i lavori dell'Assemblea Dino Scalavino, presidente nazionale della Confederazione Italiana Agricoltori. Io credo che il sindacato, o inteso come organizzazione di imprenditori agricoli, come può essere la CIA, debba essere rappresentativo degli interessi e tradurre gli interessi in proposte politiche di cui le istituzioni, a partire dal Ministero ma anche le regioni, non possono non tener conto. Cioè, per essere rappresentativi ci vuole autorevolezza e l'autorevolezza si genera dalla capacità di esprimere dei concetti innovativi che abbiano alla base una profonda conoscenza del settore e delle necessità del settore. Ecco, io credo che il sindacato debba fare questo, più che essere rivendicativo, debba essere propositivo, con alla base una profonda analisi e uno studio delle dinamiche di un settore complesso come quello agricolo.